Ha lottato per 2 mesi con la voglia di continuare a vivere per i suoi figli e i suoi nipotini, ma dopo 60 giorni di sofferenza si è arresa Regina Maniero. Erano le 19 del 3 marzo quando la donna, 84 anni, era stata investita mentre attraversava via Ponte Vigo d'Arzere, una delle strade più trafficate della città, soprattutto nelle ore di punta. Era stata ammessa con Teresa, sua coetanea, e stava facendo ritorno a casa a piedi quando un'auto che stava arrivando da Padova aveva colpito violentemente le due donne mentre camminavano a braccetto sulle strisce pedonali, fuggendo poi senza prestare alcun soccorso. A chiamare il 118 era stato un 14enne che era alla fermata dell'autobus e aveva visto l'intera scena. L'investitore, un 47enne della provincia di Padova, dopo 2 giorni dall'incidente si era costituito presentandosi alla polizia locale della città. I traumi di Regina erano apparsi da subito molto gravi e dopo 2 mesi di lotta la donna si è spenta nella serata di martedì, assistita dalle figlie e dalla preghiera del figlio, missionario saveriano, e di tutti i nipoti.